Il seminario è un viaggio alla scoperta di sé e di Dio, nella quale si impara a lasciare tutto per seguire il Signore Gesù, perché si scopre che è l'unica cosa che conta veramente. Il seminario è anche una comunità che ti aiuta a capire meglio quale progetto ha il Signore su di te. Il seminario è una palestra della gioia, la gioia quella vera. Il seminario è un luogo dove non far entrare le tue paure, i tuoi non ce la farò mai e tutto ciò che può annebbiare la vista e appesantire il cuore. Il seminario è un cammino condiviso anche con altri giovani, alla fine del quale poi ci si scopre tutti fratelli. Il seminario è anche una seconda famiglia dove si può crescere insieme nonostante difficoltà e incomprensioni. Il seminario è tutto questo e molto di più. L'unica cosa per sapere davvero cos'è è venire a conoscerlo di persona. Il seminario è la comunità dei ragazzi e dei giovani che il Signore chiama a diventare preti per la diocesi. In qualche modo è la continuazione di quella comunità scelta da Gesù per formare gli apostoli e mandarli ad annunciare il Vangelo. Il seminario in questo senso è soprattutto un tempo di formazione nel quale il Signore attraverso la Chiesa si prende cura dei giovani che Lui ha scelto e li chiama a rimanere intimamente uniti a Lui perché poi possano andare in mezzo alla gente, in mezzo al suo popolo, a portare i sacramenti, la sua parola e ad essere guida delle comunità cristiane. Ecco, qualcuno definisce da tempo il seminario anche come il cuore della diocesi e lo è non soltanto perché in esso sono formati i germogli delle vocazioni sacerdotali per il futuro, ma anche perché qui hanno sede alcune altre attività importanti per la vita della diocesi stessa. Incontri formativi di spiritualità o cammini vocazionali per ragazzi, ragazze e giovani, ancora la scuola di teologia per laici, il museo di scienze naturali, la biblioteca, il museo di arte sacra e tutto ciò che può interessare non soltanto la vita della diocesi ma anche la cultura del territorio e della città di Vittorio Veneto. Il seminario è quanto vi ho detto, ma è anche molto di più ed è una gioia profonda vivere questa esperienza. Però dovete proprio venire a vederlo. Sicuramente il motivo che mi ha fatto entrare in seminario è la gioia che ho visto nella vita di alcuni preti che ho conosciuto da ragazzino e questa gioia poi mi ha portato ad interrogarmi, e soprattutto negli anni delle superiori e poi così a scegliere di entrare in seminario per trovare una risposta vera di fronte alla chiamata del Signore e con il suo aiuto. Negli ultimi anni delle superiori è nata in me la domanda riguardo a cosa fare nella mia vita e allo stesso tempo ho iniziato a sentire il desiderio di fare qualcosa per gli altri, di spendere la mia vita per gli altri e ricordo in particolare che conoscendo qualche prete giovane diciamo che mi sono un po' innamorato del suo modo di vivere, del suo modo di aiutare gli altri, di spendere una vita per gli altri e così accompagnato anche da un sacerdote attraverso un cammino pian piano ho riconosciuto come fosse proprio per me questa chiamata. Adesso sono qui in seminario e il seminario per me è il luogo e il tempo della maturazione, come infatti un seme matura fino ad essere pianta e poi diventa frutto.
Così in seminario un ragazzo e un giovane hanno la possibilità di poter maturare nella risposta alla chiamata del Signore per diventare poi un frutto maturo per la Chiesa. Certo, non da soli, ma con l'aiuto dei sacerdoti che ci seguono e di quell'agricoltore con la A maiuscola che è Dio stesso. Per me il seminario è un luogo e un tempo in cui poter crescere nella relazione con il Signore e con i fratelli e attraverso questo poter rispondere sempre meglio alla sua chiamata. Per scoprire che anche oggi il Signore chiama dei ragazzi e dei giovani a dirgli di sì e a seguirlo sulla via del sacerdozio. Per conoscere gli ambienti, le comunità che lo compongono e il cuore della sua vita. Per incontrare noi seminaristi e i sacerdoti che ci accompagnano in questo cammino. Per lasciarsi interrogare dalla testimonianza dei ragazzi e dei giovani che sono in seminario e per ricordare che il Signore ha per ognuno di noi un progetto particolare. Per poi avere a cuore questa realtà, sostenendola, aiutandola anche con la generosità e accompagnando con la preghiera noi seminaristi e tutti coloro che il Signore sta chiamando e chiamerà ad essere preti per la Chiesa di domani. E allora venite a trovarci! Vi aspettiamo!